Infortuni sul lavoro, l'INAIL comunica i dati rilevati in Sicilia nel corso del primo semestre 2025, che fanno registrare un lieve decremento del fenomeno infortunistico, meno 1,10%, superiore a quello nazionale pari allo 0,06%. La flessione nelle gestioni del settore agricoltura e dello Stato presenta un decremento di oltre il 2%, quello maggiore sia invece nella gestione per conto dello Stato, dove si registra un meno 6%, utilizzando i dati simbolo del settore dell'attività economica assistiamo a maggior numero di eventi infortunistici nel settore della sanità e l'assistenza sociale, 1132 i casi denunciati nel primo semestre del 2025, seguito dal settore delle costruzioni con 833 denunce e da quello del commercio che comprende anche la riparazione di auto e moto con 796 denunce di infortuni sul lavoro. Il 17% degli infortuni denunciati avviene nel percorso casa-lavoro. L'andamento degli infortuni in itinere, cioè quelli avvenuti nel tragitto casa-lavoro-casa, si caratterizza in Sicilia per un incremento del 2,3%, esattamente da 2.183 registrati al 30 giugno 2024 si va a 2.233 denunciati nel primo semestre del 2025. I dati nazionali registrano al contrario al 30 giugno del 2025 una lieve flessione pari allo 0,13%. Le tre province siciliane che al 30 giugno 2025 hanno segnato il maggior andamento infortunistico sono Catania con 3.815 denunce, pari al 29% del totale isolano, Palermo con 3.089 denunce, pari al 23,4% del totale siciliano, e Messina con 1.526 denunce, pari all'11,6% del totale complessivo isolano. 43 denunce di infortunio con esito mortale nel primo semestre del 2025. Si sono registrati infatti 43 denunce che hanno avuto un esito sfavorevole mortale a fronte delle 41 presentate nello stesso periodo del 2024, con un incremento del 4,9%. In Italia nel primo semestre del 2025 si sono registrate 502 denunce di infortunio con esito mortale rispetto alle 469 registrate invece nel periodo del 2024. Pertanto il fenomeno degli infortuni mortali nell'isola è stato meno impattante rispetto al contesto nazionale. Oltre il 55% delle denunce della malattia professionale sono legate a patologie del sistema osteoarticolare. Nei primi 6 mesi del 2025 sono state infatti 866, di cui 484, pari a oltre il 55%, per patologie legate al sistema osteoarticolare o del tessuto connettivo. In Italia invece sono stati presentati nei primi mesi del 2025 50.986 denunce di malattia professionale, di cui 31.000, pari a oltre il 60%, legate sempre al sistema osteoarticolare. Rispetto ai dati dello stesso periodo dell'anno precedente, l'incremento regionale delle denunce delle malattie professionali è stato del 7% a fronte di un più 12% a livello nazionale.